Ed eccoci alla prima puntata del Sindaco Risponde, appuntamento del martedì sera dalle 19:30 alle 20:30, avete già alle mie spalle, potete mandare i messaggi oppure potete telefonare allo 049 8077753 oppure mandare i messaggi al 345 33 41171 oppure durante la settimana mandare l'email sindacorisponde@gruppo-tv7.com. È la prima dopo le vacanze estive, la prima dopo le elezioni che sono svolte 15 giorni fa e quindi ovviamente abbiamo anche cambiato il numero dal 12 al 19, quindi ovviamente qualche telespettatore dovrà risintonizzarsi con noi per avere ovviamente per sentire la voce del sindaco alle richieste che vogliono fare. E allora cominciamo. Boschetti come sta andando? Bene, adesso ho visto che nei suoi sistemi hanno messo il terreno. Stavo pensando, sta passando sindaco, da quando è stato programmato con la precedente amministrazione, quindi con Bitonci ancora 8 anni fa, 9 anni fa, sembrava che la cosa venisse fatta in un anno, sono passati 8 anni, perché 8 anni, vabbè, un lustro e mezzo, e siamo ancora in situazioni... No, non è proprio così. Se voi avete notato... quelle palazzine lì sono sempre... Ah, ma quello ci vuole ancora 2 anni e mezzo, 3. Dobbiamo distinguere tra il parco... Nella sua carriera, mi permette di dirla, ha fatto tante belle cose, i tempi li ha sbagliati un po', conoscendo lei che è un precisino, i tempi nella politica sono un po' diversi. Perché mi illudo spesso volentieri di fare cose più rapide che si possono fare, non che si vogliono, si possono fare. Però parco Tito Livio sarebbe Boschetti. Se avete visto adesso ho messo il terreno, bisogna distinguere due parti. Vedete che c'è una staccionata che divide le palazzine al parco, per cui le palazzine sono a sé stanti come lavori. Però hanno un bel pezzo di terreno le palazzine, allora mi sembra. No, solo per i lavori, devono lavorare, solo per i lavori. Devono fare il cantiere, devono fare i garage sotterranei, è solo per il cantiere, è quello preventivato. Però un po' alla volta, già la parte sinistra è stata messa a posto, guardando. Adesso la parte tra l'estensione e diciamo, la pista ciclabile verrà steso il terreno. Quindi, mi scusi se le interrompo sindaco, quindi lì verrebbe fatto dei garaggi sotterranei, certo. E speriamo che non trovino qualcosa? Questo è un rischio imprenditoriale. Non poteva proprio non fare i sotterranei, non è una provocazione. Le abitazioni sopra o quello che verrà fatto ha bisogno dei garage ovviamente. Sì, ho capito, però... Ma no, hanno fatto i sondaggi per cui dovrebbe essere tranquillo. Se trova qualche reperto archeologico... No, questo no. Qualcosa sull'inquinamento può trovare amianto, vi dicendo, ma non credo. Penso sia abbastanza... È una domanda perché qui succede sempre queste cose. Io penso che nel giro di poco tempo verrà sistemato ancora ulteriormente il verde. A destra, guardando il pista ciclabile a destra. Il resto ci va 2 anni e mezzo, non meno. Sicuramente prima di vederlo terminato quel parco Tito Livio ci vorrà ancora, quindi... Terminato, se vuol dire, con le palazzine, 2 anni e mezzo minimo. Minimo. Ma badate bene che l'imprenditore privato, anche lui ha necessità di andare veloce. Ricordo del Covid, blocco, mancanza di materie prime, aumento prezzi. Non è facile fare queste cose, è stato difficilissimo, è un periodo che siamo dimenticati tutto quello che è successo. Vi ricordate il Covid, c'è stato il Covid, c'è ancora adesso, abbiamo dimenticato tutto quello che è successo. Ma sono passati 8 anni, non c'era il Covid. Io sto parlando che gli ultimi 2 anni e mezzo. Gli ultimi 2 anni e mezzo, c'è stato qualche piccolo problema, le imprese che non lavoravano, lockdown. Vi ricordate che non si poteva uscire dopo le 10 di sera, che si girava in centro da solo per non c'era nessuno chiuso. Le ho fatto un ragionamento che dall'inizio di quel rendering bellissimo di Piazzale Boschetti, Parco Tito Livio, sono passati più di 8 anni. Abbiamo trovato amianto, sono stati grossi problemi. Però l'importante è fare andare avanti, sono tante cose da fare in città. Ovviamente non c'è niente, io spesso volentieri mi illudo sui tempi, dopo trovo difficoltà, trovo problemi che si nascono. E di conseguenza, però basta non mollare, andare avanti. Di andare avanti. Io chiedo alla regia magari sui temi che parliamo, se riusciamo a vedere le immagini. La Pradina. La Pradina adesso andiamo a ritualizzare il progetto, perché passare il tram avanti, già finanziato, di conseguenza va ripensato il progetto della Pradina.
in senso totale, passa il tram davanti, per cui il tram, vi ricordate che tutti chiedevano se c'è la Prandina bisogna collegare vicino a Piazza Insurrezione se viene chiusa, o con un tram, con un mezzo elettrico, passa il tram, di conseguenza abbiamo ripensato un attimo. Va ripensato, va fatto con tranquillità, con buon senso. Io penso che Prandina sarà un grosso vantaggio per la città, l'ho sempre detto. Mi piacerebbe molto, mi piacerebbe chiudere Piazza Insurrezione, che è brutta. Mi piacerebbe che dove c'è l'Inps facesse un albergo. Io sogno, a me piace pensare a tutte queste cose. Io sogno, i sogni non sempre si realizzano. A me piace pensare a tante cose positive. No, è tutto, però anche qui nella Prandina io faccio l'avvocato del diavolo, ovviamente sono passati anche qui molti anni, si può dire, da un ragionamento. 25 anni, 30 anni? Sì, no, da quando sono iniziati i lavori, il parcheggio sì, il parcheggio no. Adesso il parcheggio c'è, 250 posti sono. Sì, no, e poi si sono lamentati perché prima era gratuito, adesso a pagamento, quindi. Adesso dobbiamo concepire, quando passare il tram, ovviamente il Corso Milano passerà, ma questo vuol dire che la strada rimane, la viabilità rimane, per cui va cambiato la logica. Mancano un posti auto, sarà dentro la Prandina. Prandina secondo me non è, adesso non voglio fare il progettista o tecnici che fanno queste cose, non può essere che l'accesso sia solo quello, bisogna ripensare la logica dell'accesso. Però va ripensato, no? Ho una soluzione, Senta, mi diceva, dei tecnici importanti. Colgo l'occasione che della Prandina mi diceva che dovevate rivedere l'ultima puntata che è venuto anche la viabilità di Corso Milano per via delle ciclopedonali. C'è qualcosa, c'è qualche novità? Qualcosa abbiamo sbagliato, ad esempio, forse da fare monodirezionale, la ciclabilità è non bidirezionale, però. Ma quindi verrà rivista oppure? Sicuramente va rivista. Col tram va rivista la ciclabile, va rivisto l'accesso alla Prandina, va rifatto tutto quanto. Ma senta signor, il tram lì operativo, quando lo potremmo vedere? Entro il 2026, se no perdiamo risorse, per cui ce la facciamo sicuramente. Entro il 2026. Entro il 2026 lì dovrebbe per forza di cose passerà. C'è qualche deroga, c'è sempre poi qualche deroga. Io non conto sulle deroghe, io devo essere fatto entro il 2026. La società di progettazione ha vinto da poco il progetto. Il progetto vuol dire, quando è stata fatta richiesta delle risorse per fare il tram, questo è il progetto di fattibilità. Adesso chi ha vinto la gara fa l'esecutivo, vuol dire metro per metro, ascoltando i cittadini. Per cui diventa, questo sì, la parte fondamentale. Vuol dire che bisogna pensare un ponte su Chiesa Nuova, bisogna pensare dove passa il tram, ma realmente adesso non è più progetto di fattibilità, è progetto specifico, per cui come l'altro, specifico, però metro per metro. Questo sì, ascoltando i cittadini, ci possono essere cambiamenti anche. Perfetto. Cavalcavia Borgomagno? Il Cavalcavia Borgomagno stiamo sistemandolo, la manutenzione sta costando parecchio, però è un problema di, ovviamente passa in treno sotto, per cui è anche difficoltoso perché bisogna lavorare. Ma quello, sindaco, mi scusi, è a carico del Ferrovie dello Stato o del Comune? La manutenzione è a carico nostro, quando sarà battuto Ferrovie dello Stato, perché l'alta velocità non passa sotto, non ce la fa, non c'è. Per quanto riguarda il Sago non posso, per cui verrà battuto, rettificato. E quindi anche lì bisogna rivedere la viabilità dall'Arcella a Padova, già ci sono altri cavalcavia, però è tutto un problema insomma nel vedere. No problema, sono cose fantastiche, vuol dire che cambia la città, vuol dire che la stazione sarà ampliata e bifacciale, sarà verso l'Arcella, perché l'alta velocità arriverà all'8 e al 9. Ponte Borgomagno verrà rifatto per forza di cose, primo lo regge per altri 10 anni sotto l'aspetto storico, secondo bisogna rettificarlo perché per forza non passa all'alta velocità. Sono lavori enormi, lo Stato ha previsto 7 anni, 6 anni, 7 anni per quanto riguarda l'arrivo dell'alta velocità. Ma sono tutte cose lunghe, però vanno fatte, vanno portate avanti. Padova cambia veramente, ma provate a pensare, la stazione nuova, bifacciale verso l'Arcella, tutta l'area verso l'Arcella che cambia, il Borgomagno, l'ospedale, sta lavorando, basta entrare all'ospedale, il piede al tiro la sta facendo, è già finanziata completamente, sia Padova Est che
per quanto riguarda via Giustiniani, la Pediatria questura, ma sono tutte cose. Purtroppo la burocrazia è una brutta bestia, come si suol dire, ma anche la questura sta andando avanti con la relazione con il questore, è perfetto. No, io le faccio non c'è niente. Io veramente quando vedo che siamo lunghi quei tempi, quando vedo certe cose, ma come si fa? Stiamo ancora aspettando delle cose, mi fa impazzire, però non dico che mi sto rassegnando, sto cercando di fare il meglio possibile assieme ai miei, per fortuna ho bravi assessori, lo dico sempre, un consiglio comunale che anche se fa opposizione lo fa sempre costruttiva. Io penso che sia una cosa, avere un clima come adesso, in una situazione molto difficile, avere un clima del genere tra i sindaci, tra i consiglieri, tra la giunta, oggi c'è la giunta, tutti sanno che è difficile e tutti stanno dandosi a fare, pensate, manca 21 milioni. Sembra una stupidaggine, dobbiamo trovare 21 milioni. Non è facile tagliare il governo, ma intanto piccano il governo non c'è una parte, noi dobbiamo risparmiare, trovare la soluzione. Solo stando assieme, non litigando, si risolve le cose. Io sono convinto di questo. Sì, non è facile, quindi merito sicuramente su questo punto di vista. Merito di tutti. C'è il clima, è il clima giusto. Che sì. Lei sta facendo giustamente la parte, io le dico conoscendola che è anche merito suo, posso dirlo, certo che è anche merito mio, faccio il sindaci che riescono a fare questo che non è facile. Perché ha detto una cosa giusta, per cui se la interrompo, che nei momenti difficilissimo come questo, perché lei è stato sindaco nel periodo più sfortunato che uno può farlo nel periodo del Covid. Questo è peggio. No, aspetti che termino. Questo è peggio. Lei fra poco mi vuole condurre la trasmissione. Avevo iniziato, stavo dicendo, sindaco nel periodo più sfortunato, ha iniziato col Covid, poi c'è la guerra, adesso c'è il gas, adesso c'è la luce, c'è l'aumento, c'è un disastro assoluto, e mantenere un equilibrio città e provincia, le qualità sono anche le sue. Ho terminato, adesso un po' di tempo. No, sto dicendo che purtroppo, lo dico con molta amarezza, sarà peggio questo periodo del Covid, perché saranno problemi sociali importantissimi, ma veramente importanti. Non ci rendiamo ancora conto della situazione. Io purtroppo la tocco con mano ogni giorno e di conseguenza avremo grossi problemi a fine anno. Disoccupazione, aziende che chiudono, bolletta energetica, gas, per cui inflazione. Io penso che alla fine, sono convinto, lottando tutti quanti insieme ce la facciamo, perché abbiamo un carattere straordinario. Bisogna fare uno scostamento di bilancio, bisogna fare qualcosa, bisogna fare debiti ulteriori, sì, sarà i miei pronipoti che pagano, non c'è soluzione, bisogna trovare soluzione. È tutto vero, vado avanti perché avevo molte cose da chiedere, anzi sui ritardi ne prendo un appunto dove ovviamente l'amministrazione non è responsabile o non ha la competenza. Quel palazzo in tangenziale che è stato venduto, che dovrebbero iniziare i lavori, quello più alto di Padova, quello che l'interporto. Penso che stanno già mettendo. No, le dico, le racconto, dovevano installare la gru a giugno-luglio, poi è intervenuta, perché quello che installa la gru è un amico, dunque mi ha raccontato un po' cosa è successo, è intervenuto l'aeroporto di Venezia per atterrare gli aerei, ci vogliono questo, ci vogliono quell'altro, allora poi la sicurezza invece che metterla là bisogna fare una buca per affossare. Morale della favola, da giugno devono ancora iniziare i lavori per mettere la gru, per iniziare i lavori, e tanti chiedono di cosa. Ecco, il motivo è anche questo della burocrazia che c'è sicuramente in Italia, non è sicuramente. Leroy Merlin. Però io penso che veramente è questione di giorni. Sì, no, dovrebbe lavorando, hanno avuto anche loro problemi. Forse il mese prossimo più che di giorni. Non lo so, penso non sappiano esattamente nemmeno loro. Devono fare una buca, per posare la gru, devono fare una buca, fissarla, non le spiego tecnicamente perché non me ne intendo, però non era più facile come era prima, perché già prima bisognava imbragarla perché è altissima. Ora bisogna fare anche la buca, adesso le spiego in maniera grezza come me l'hanno spiegata a me, però il vero dato di fatto è che doveva essere messa da privato a giugno-luglio e verrà messa a novembre, molto probabilmente, tutto qui. Leroy Merlin invece anche questa è una marzo, l'ultimo, ma solo perché sono problemi di costo dei prodotti, solo per questo sono già autorizzati tutto per tutto. Marzo penso cominceremo i lavori dell'ultima riunione fatta a marzo dell'anno prossimo. Certo. Ma sperando che non siano momenti, sono lavori troppo impegnativi. Un'azienda dice mi costa 20% di più, 25%, non posso farlo, sto fermo fino a se abbassano i prezzi, e questa è la realtà.
E quindi anche lì tutto bloccato. La settimana scorsa le ricordo devono iniziare anche Leroy Merlin che era privato, doveva iniziare un anno fa. E doveva iniziare un anno fa, poi è venuto fuori un disastro, i tempi, il Covid, tutta storia. Ritardo anche per quanto riguarda appunto l'arrivo del materiale. Adesso inizieranno, sembrerebbe a marzo, mi dice lei. Salvo cambiamenti che possono essere di altro tipo. Ma anche per dire anche la curva stessa dell'organico. È solo il problema di reperire i prodotti. Sono fermati 10 giorni perché mancava una cosa, dopo la trovano e vanno avanti. Sarà pronto tra un mese, mese e mezzo, 2 mesi prima del fine dell'anno. Ma spero di sì. Sono cose, sono incredibili, perché spesso e volentieri spariscono, nel senso nel mercato, spariscono le cose, non si sono più. Ma chi ha da fare con l'edilizia? Io credo che ci sia anche molta speculazione. Ma certamente sì, ovvio. Blindovis, non si trova più Blindovis. Adesso si trova ancora. Leggiamo qualche messaggio, altrimenti i nostri spettatori si arrabbiano. Dennis, iniziamo con la prossima serie dei 4. Da presidente della provincia aumenterà le piste ciclabili, alcuni comuni sono troppo carenti. Ah no, non so tutto la provincia, sto imparando, però so che sono molto interessati tutti i sindaci a fare piste ciclabili. Ad esempio, la settimana prossima, non sono piste ciclabili nel senso che dice il telespettatore, abbiamo un anello che sarà fatto intorno ai Colli Ugani, spettacolare, e firmeremo tutti assieme, tutti i sindaci, questo è il valore, firmare tutti assieme, no presidente della provincia non ha senso, tutti i sindaci, però sarà un anello da 70-80 km che va tutto attorno ai Colli Ugani, come Abano e via dicendo. Tutti i sindaci sono orientati su questo, ma vedete, adesso vedo più Padova che altri comuni ovviamente, ma vedete biciclette che sono veramente, stamattina sono uscito di casa, sono il secondo giorno in università, c'erano tanti di quei ragazzi, che arrivavano, biciclette, fantastico devo dire, non mi ricordo più quanto ce n'erano, sono 24.000 matricole, 24.000. Sindaco, se non ci fossero i giovani a Padova saremmo tutti vecchi. Oggi sono andato assieme alla direttrice, sono andato a Verdi a dare il benvenuto alle matricole, avevamo 61.000 studenti e 24.000 matricole. Eccezionale. L'azienda più importante di Padova. Una città nella città, fantastico. Sicuramente. Altro messaggio? Perché non si parla più del nuovo ospedale di Padova? Perché non sono più polemiche per stare facendolo. Quando vedete che non parlano più una cosa, è già fatto sotto l'aspetto mentalità del politico, perché è già finito, nel senso, è già realizzato, 6-7 anni. Ma se andate all'ospedale via Giustiniani vedete che stanno costruendo pediatria, se andate a Padova Est vedete che è recitato, non è fatto domani, 6-7 anni. Il presidente Zaia stanno via come un treno, Giuseppe Dalben, direttore generale, stanno via velocissimi quei tempi nostri. Che corrono. Della burocrazia. Quando non si parla più una cosa vuol dire che è, tra virgolette, risolta, nel senso non fatto, oppure che non è più argomento politico. Sì, delle volte viene anche dimenticato dalla politica. No, non dimentica niente la gente. No, andiamo avanti, Dennis. Per favore risolvete il problema delle code troppo lunghe in tangenziale al mattino e al tardo pomeriggio. Non possiamo passare le giornate in attesa. Grazie sindaco e buona serata. E questo lo scrive Luca. Vero. Ci vorrebbe un'altra tangenziale ancora di più. Ci vorrebbe fare un'altra cosa che tutti i sindaci hanno messo ancora a fare grande la cosa anulare. Bisogna ricominciare, adesso dobbiamo parlare con la regione, con il vicepresidente Elisa Alberti, e bisogna riaggiornare il progetto. Ora parleremo fra 30 anni. Mi ricordo che quando c'era il presidente Casarin della provincia, insieme a Flavio Zanonato aveva approcciato il progetto, fatto il progetto, non è andato a buon fine, bisogna riattualizzarlo, ma so che se la Pedemontana sono passati 20 anni, immagini fa parte lei... delle priorità anche della regione, per cui e tutti i sindaci stanno insistendo. No, ma io si ricorda appena una delle prime volte da quando lei era diventato sindaco nella primo mandato, le avevo detto appunto del grande raccordo anulare che era, però ovviamente lì, ripeto, per fare la Pedemontana sono passati 20 anni, presumo che lì...
Però faremo fatica sta a andando a vederlo. compimento. Sì, è andato a compimento, poi via. Tennis, vai col prossimo. Quarto messaggio, Sindaco, volevo chiedere quali sono i progetti in essere per lo stadio Appiani, la vecchia casa del calcio Padova. Sì. Allora, verrà completamente demolita la struttura della Tribuna Est. Io faccio il cattivo quando? Quando, sotto l'aspetto economico, cioè se c'è il finanziamento e si impiega 2 giorni a demolire, è velocissimo, col sistema si manda. Il problema è, io ho minacciati simpaticamente, che il giorno stesso che è abbattuto la tribuna vorrei, ho sbagliato, vorrei che fosse fatta anche la curva che sarà fatta col sistema di una volta terra pieno, per cui è brutto, un posto orrendo, ogni volta che passo fa veramente schifo, porco, però non si può andare a fare pulizia, ogni volta che dobbiamo fare pulizia abbiamo chiesto l'autorizzazione alla sicurezza, abbiamo messo un caos. Buttiamola giù, Sindaco, allora. Prego? No? Buttiamola giù, la buttiamo giù. Ma voglio che faccia buttare giù. Perché posso buttare giù? Passano gli anni, i turisti arrivano. No. Che poi volevo parlarmi, scusi, del turismo, che è davvero impressionante. No, finiamo questo discorso. Finiamo su questo. Facciamo confusione. Allora, questa cosa è facilissima da fare, buttare giù ci impiega un attimo, ho imparato con l'assessore Bonavia, con gli uffici tecnici. Basta che immediatamente dopo mettano a terreno per fare la duna, per fare il sagomatura della curva, non cemento. Io spero che la faccia rapidamente, vi garantisco, è già finanziata, non c'è problema. No, ma siccome lei ama... Però attenzione, i nostri tecnici sono noberati di lavoro, di più, sono sempre le solite persone che devono fare anche il PNRR. Per cui abbiamo tante cose da fare. Vi garantisco che veramente, non per il comune di Padova, qualsiasi comune in difficoltà. No, certo, sì, però non la vedremo giù in tempi brevi, mi sembra di capire che succede. No, io sono ottimista. Io ricordo che lei sicuramente, ripeto, nel conoscerla, disse anche voglio assolutamente che la curva dell'Euganeo sia fatta rapidamente, perché conosco la sua volontà ed è ancora, deve essere ancora terminata. Ma non c'è stato il Covid, ognuno dimentica, ma adesso è stato messo la puttrella per tenere su il policarbonato della tribuna. No, ma le faccio riferimento che lei so che vuole le cose subito, però poi ci sono gli intoppi. Io mi ero illuso di riuscire a fare la curva prima per fare il spareggio. Mi ero illuso, c'è stata collaborazione in quest'ora, collaborazione di video, però non trovavamo il prodotto, non c'è niente da fare. No, ma io dico, sono sicuro. Nonostante, devo dire, abbiamo messo anche 1.050.000 euro in più, perché costava di più. Sono d'accordo. E ora sul fatto della Piani, so che lei ci tiene molto alle entrate della città per via dei turisti, perché Padova poi con l'Urpita è aumentata, ci sono molti turisti, tanti mi dicono ci vorrebbe ancora più pubblicità, perché perché ovviamente Santo Antonio è successo ed entrano un parcheggio che è bellissimo in Prato della Valle, che ha tutti gli option che uno può avere nel parcheggio, si trova di fronte a quell'obbrobrio lì, è anche una brutta immagine della città, per quello io credo dovrebbe, se non si può buttarla giù, almeno tenerla in ordine, con l'elmetto no, ma tenerla in ordine almeno, chiederei permessi, credo che un sindaco possa farlo nel tenerla un po' in ordine, perché è davvero come specchio. Ripeto, demolire ci impiega 2 giorni, facile. Ho chiesto che sia fatto, devo trovare il terreno fuori dall'area che stiamo facendo. Bisogna cercare anche di risparmiare i soldi, perché buttare via i soldi pubblici sono sacri per quello che mi riguarda, per cui bisogna trovare il terreno per metterlo là, terreno dal bacino di eliminazione da qualche altro lavoro, in modo tale da non sprecare i soldi, perché è facile buttare via 100.000 euro. No, condivido, io ho fatto solo una precisazione che lei amava, le prime cose che disse quando diventò sindaco: quando entro nella mia città che io amo, voglio vedere le entrate che siano pulite. Basta pensare a Bassanello, ogni volta che passo mi irrita. Bassanello è l'unico che è stato fatto in 4 anni e mezzo, poi Piazzale Boschetti, anche quello lì ci vuole molto tempo, lo stadio Appiani dove arrivano molti turisti, altro tempo. Ecco, nei punti cardine magari se si può accelerare sarebbe cosa gradita. Andiamo in pubblicità.